con questo domani però 19:30 arrivano i nostri di nuovo con Backstage da Sanremo, tante sorprese, tante cose. Uno può immaginare uno studio di quelli. Sì, abbiamo questo studio, allora il posto è bellissimo perché è la Torre San Giorgio, tutta in pietra di tufo e piperno. L'attrezzatura, abbiamo un Atari ST 1040 del 1980 che lui non pulisce almeno se ogni tanto mia mamma insomma. Quindi lui è il disordinato della. No, il disordinato coppia. lui è lo zozzone. Ho capito. Abbiamo un campionatore Akai 950 di quelli mono, 2 ADAT. Due ragazzi, 16 tracce. Ovviamente non ci abbiamo una mazza, insomma. 16 tracce. Senti, adesso dopo Sanremo cosa farete? Dopo Concerti? Sanremo andiamo in Russia a fare la Sovietic version di Dargatona. Guarda, fa così, guarda. Na 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 hey! Però bisognerebbe fare anche il balletto, sai quello con le zampette? Sì, facciamo Ma è un vera video. questa cosa. Suoneremo nel Cremlino, siamo là in Russia per 3 giorni insieme a altri grossi artisti, Venditti, Mattia Bazzar. Bellissima questa Eccetera. cosa. Tutti quanti, eccetera. insomma in 15 giorni noi abbiamo fatto un cazzo tutta la vita, in 15 giorni Sanremo, Cremlino e secondo me la Casa Bianca e poi ce ne torniamo proprio a casa. È il titolo dell'album di Principessa Cioè SSSHHH, perché oltre a fare il singolo targato nei negozi siamo riusciti a fare anche un album, cosa non facile, insomma genitale, non solo abbiamo fatto Sanremo ma pure un album distribuito. Siamo riusciti insieme ai discografici a tenerlo sotto le 30.000 lire. Costa poco. Fatelo in tanti. Questo è importante. Fatelo in tanti, abbiamo fatto una bella lotta, siamo riusciti. E niente. Arriva giustamente il discografico. Arriva il discografico, facciamo vedere un discografico. Facciamolo Guardate quanto è vedere. bello. Guardate quanto è bello. Allora, facciamo vedere anche il Queste sono disco, parole dai, vieni. grosse, comunque no, dai. Allora aspetta, questi qua sono i dischi, vieni qua. Allora, questo qui è praticamente il singolo, si riesce a vedere? Ok. E questo qua invece è il disco con... guarda il prezzo. Che bello, Ecco qua, col questo qua, prezzo. molto bene. Questo qua è il punto... Ma volete dirmi che praticamente il disco verrà anche magari distribuito in Russia? E chi lo sa? Magari. E chi lo sa? Di sicuro in Italia lo trovate al prezzo basso. Per qua sopra c'è pure la casetta, in primis. Ci sta anche la finestrina dove Ci noi sta anche abbiamo la lo studio. finestrella. Ma è troppo piccolo, mi questo sa è che il non si maschio- riesce. il maschio Aspetta, angioino. guarda qua, Questa qua è la finestrella all'interno del maschio angioino dove c'è lo studio. Ecco, molto bene. Anche i nostri amichetti cani sciolti che stanno fuori al castello, tutti i meticci, bastardini come noi. No, è vero, è pieno di Di cani randaggi. di Tutto animali, intorno, sì. di cani. Sì. lì, All'interno rimasto. pieno di gatti, all'esterno pieno di cani. Sentite, Tra i momento quali noi, insomma. momento alla Memore Migi, perché abbiamo scoperto che abbiamo un mito in comune. Topo Gigio e Memore Migi. Che ci fai adesso? Finiamo così con una Quello è canzoncina? il pezzo di Memory Migi più famoso. Ah, non lo so, Sei non tu, chiedermi sei il tu nome. Memore Io mi Migi della ricordo situazione. quando Topo Gigio cantava gira gira l'elicarro, un bal motor, questa era insomma era una canzone, mi ricordo. Non me la ricordo. No, beh, più Atlas. Facciamo volare di Modugno, visto che Volare, l'hanno premiato. Facciamo il ritornello, vai. Chiaramente possono cantare tutti quanti, quindi siamo Tutti a posto. insieme, Modugno, ok? One, two, three, volare. Oh, cantare. Oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, ma ancora più su. Ciao ragazzi, Va bene, grazie mille, a presto, in bocca al lupo. Ciao.